Non è tempo di ostentare sfarzi, tanto più se a carico dell'intera collettività, con la brutta area che tira sull'economia italiana. È per questo che in nessuna delle 4 prefetture del Friuli Venezia Giulia si terrà il classico ricevimento serale del 2 giugno legato alla cerimonia della Maina Bandiera. Una decisione presa già prima del sisma, tranne che a Trieste, dove l'annullamento del rinfresco è arrivato solo in seguito al cataclisma emiliano. Da Palazzo Chigi erano giunte indicazioni già prima dei crolli del 20 e 29 maggio. Tagliare gli sprechi il più possibile. Buonasera, diminuisce lo sconto regionale sulla benzina, passa da 27 a 21 centesimi nei comuni della prima fascia e da 15 a 14 in quella della seconda. Resta inalterato invece lo sconto sul gasolio, che è rispettivamente di 14 e di 9 centesimi. Ora la cronaca: 2 ladri georgiani sono stati arrestati a Trieste grazie alla straordinaria prontezza di spirito di una quindicenne. Mentre i malviventi le svaligiavano l'abitazione in Corso Italia, la ragazza si è nascosta in un armadio e ha chiamato con il telefono cellulare i genitori, in quel momento assenti. Questi hanno allertato la polizia, che poco dopo ha fermato i 2 pregiudicati. Episodi di aggressioni sessuali, accoltellamenti, rimasti senza colpevole, avvenuti nei pressi dei cantieri dove lavorava l'indiano arrestato per il tentato omicidio a Trieste dell'austriaca Sabina Pollanz, saranno passati al setaccio. È in questo senso che proseguono le indagini della polizia all'indomani del fermo per l'aggressione, per cui si ipotizza il movente sessuale, avvenuta in un sentiero che unisce il Carso al mare. L'uomo, 28 anni, era arrivato a Trieste 3 mesi fa. La ditta lombarda per cui lavora, un'impresa edile che ha sede a Brescia, ha vinto un appalto in un grande cantiere di Sistiana. L'indagato occupava, assieme ad altri operai suoi connazionali, un appartamento di una casa posta proprio all'imbocco del sentiero dove è avvenuta l'aggressione che ha quasi ucciso la donna austriaca, che aveva scelto per caso quel viottolo per fare jogging. I carabinieri hanno risolto il caso della spaccata messa a segno a Villanova di Portogruaro il 20 aprile del 2011 ed altri casi simili. Ne hanno parlato stamani a Udine in conferenza stampa. Arrestato a Milano un serbo di 36 anni, Azo Jovanovic, denunciati a piede libero altri 5 complici che avevano svaligiato un negozio di ottica sfondando la vetrina con una vettura rubata per un bottino in occhiali da 70.000 euro. In trasferta per rapine anche 3 serbi sui 30 anni arrivati da Vicenza per svaligiare il 14 gennaio scorso, sempre con la spaccata, un negozio di abbigliamento a Lignano dove erano stati rubati vestiti per 170.000 euro. Incensurati sono stati denunciati a piede libero. Negli ultimi giorni sono stati infine arrestati altri 3 dell'est europeo ritenuti responsabili di una serie di furti tra Friuli e Veneto orientale. Uno sportello Equitalia per risolvere i dubbi dei cittadini sulle cartelle esattoriali ricevute dall'ente. Da ieri è attivo a Udine, da luglio ce ne saranno anche negli altri 3 capoluoghi di provincia. Funzionerà ogni mattina e anche, ma questo varrà solo per Udine, nei pomeriggi del martedì e del giovedì. È anche un modo per Equitalia di rispondere all'accusa di un eccesso di rigore. Il direttore regionale Popoli ricorda che l'ente è un semplice esecutore di quanto prevede la legge e che una cartella Equitalia non giunge mai in attesa, ma segue sempre le ingiunzioni di pagamento che arrivano in prima battuta dagli enti direttamente interessati. In chiusura il meteo: sulla regione tempo instabile con cielo da variabile a nuvoloso e atmosfera umida, probabili rovesci e temporali sparsi al mattino su bassa pianura e costa, nel pomeriggio invece sulle zone più interne della pianura e sui monti. Sulla costa soffieranno venti deboli o moderati meridionali. Bene, abbiamo concluso, grazie a tutti dell'attenzione e buonanotte.